dobbiamo scandalizzarci, attenzione. Sapete che anche in questo momento la Chiesa sta vivendo un momento di difficoltà e allora il Papa cerca di capire come oggi il Vangelo può interpretare certe situazioni, per esempio a livello familiare. Il Papa si di modi, se la Chiesa è piena, non perché la festa della pronta, dello Spirito, poi c'è che tutti questa cosa ritengo che sia una gioia che condivido con tutti voi, perché sappiamo bene quanto affetto nutriamo per il nostro Domino. Io poi sono felice anche di questa cosa. Ieri mi sono sentito con l'Arcivescovo, al quale gli ho detto che avresti presieduto tu la messa per la supplica alla Madonna di Pompei, che tra un po' faremo. E il Vescovo è stato contento perché tu in questo caso hai fatto le veci del Vescovo, il quale dà anche il suo saluto a questa comunità. E poi voglio ringraziare di vero cuore il sindaco Pino Giuritto e tutte le autorità presenti. Tra poco pregheremo con le parole della supplica. Il beato Bartolo Longo chiamava questo momento l'ora del mondo. In questa supplica innalziamo a Dio per Maria tutto quello che ci sta più a cuore. E ciò che sta più a cuore in questo momento è l'avventura che stiamo vivendo nella speranza di dare più spazio e dignità alla vita liturgica e pastorale di questa comunità. Pertanto sento il dovere sincero dal profondo del cuore di ringraziare quelle persone che per la loro competenza hanno gratuitamente messo a disposizione il loro servizio e anche coloro che generosamente stanno contribuendo anche economicamente alla realizzazione di quest'opera. Infine voglio ringraziare, qui devo fare per forza dei nomi, innanzitutto Padre Arcivescovo, che ha inviato al Vescovo di Lourdes la richiesta per la cappellania della grotta. E insieme all'Arcivescovo dovete sapere che hanno fatto la richiesta altre persone e ritengo giusto doverle ringraziare. Padre Francesco Lavecchia, domenicano, è padre provinciale della provincia dell'Italia meridionale. I padri domenicani sono i custodi della Basilica di San Nicola. Don Antonio Marrese, vicerettore del santuario di Pompei, e anche lui da Pompei ha inviato una sua lettera. E Nico Papagna, nella persona, però tutta la sottosezione dell'Unitalsi di Bari, con i quali ho condiviso e condivido quando capita il pellegrinaggio a Lourdes. Sono stati loro anche il mio primo amore. Grazie a loro Lourdes mi è entrata ancora di più nella carne e nel cuore. Ecco, adesso ci recheremo tutti fuori, dove è stata posta l'icona della Madonna di Pompei. Chiedo a tutti una preghiera. Ci sono tante intenzioni di preghiera che mi sono state anche affidate. E ovviamente chiedo a tutti di pregare per questa comunità, chiedo di pregare anche per un giovane di 21 anni che a seguito di un incidente stradale sta lottando tra la vita e la morte, si chiama Mario, e chiedo veramente di mettere un'intenzione per questa comunità parrocchiale. Grazie. Ciao ragazzi.
mattinale alle 10:30, alle 12 e alle 18:30. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate nella pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica e buona festa a tutti. Grazie.